Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo collegati in diretta dai nostri studi di Vittorio Veneto ovviamente. Siamo qui per un nuovo appuntamento con La città che vorrei, la rubrica che vi racconta l'attualità, la vita amministrativa del comune di Vittorio Veneto. Stasera potete già leggere il titolo che campeggia sul vostro teleschermo. Faremo il punto sui lavori pubblici, quindi tanti gli argomenti che affronteremo. Faremo una panoramica a 360 gradi di quanto è stato fatto e quanto si sta facendo nell'amministrazione guidata da Antonio Miatto. Ricordo che potete inviarci i vostri SMS o i vostri messaggi WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 348 21 11 373. Siamo in diretta anche su YouTube, siamo in diretta anche su Facebook, quindi potete commentare anche lì. È giunto il momento di presentare gli ospiti del nostro parterre di questa sera. Li vedete, do il benvenuto a Mirella Bagliana, consigliere comunale di opposizione per la lista Rinascita Civica. Buonasera. Buonasera. E do il benvenuto a Bruno Fasan, assessore ai lavori pubblici di Vittorio Veneto. Buonasera a tutti i telespettatori, grazie dell'invito. Allora, abbiamo appunto Fasan, quindi chi meglio di lei può farci una panoramica sui lavori pubblici. Come dicevo, tanti sono i temi che cercheremo di affrontare nel corso di questa puntata, ma prima di entrare un po' nel dettaglio, entrare nel vivo, io partirei appunto da Fasan e le chiedo di fare un po' un bilancio di questi quasi 3 anni di lavoro. Diciamo, possiamo già dirlo, i 2 anni di Covid hanno un po' falsato la situazione, anche la percezione di quello che è il tempo trascorso da quando l'amministrazione Miatto si è insediata. Però Fasan, partiamo facendo un passo indietro e facendo una sorta di bilancio di questi quasi 3 anni che la vedono ricoprire il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Come è andata, come sta andando? In questi 3 anni non ho avuto sicuramente il tempo di annoiarmi, visto le cose che sono in itinere e che pensiamo di portare avanti anche nei prossimi 2 anni. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare un periodo più svantaggioso per le opere pubbliche che è quello Covid e adesso anche la guerra in Ucraina incide sui lavori pubblici, specialmente nei prezzi delle materie prime e delle imprese che devono realizzare i lavori. Comunque faremo del nostro meglio. Poi ci torniamo su questo perché appunto il Covid è una pagina che speriamo di aver chiuso o quantomeno socchiuso, ma poi finito il Covid si è presentato il problema appunto del conflitto in Ucraina. Sempre prima di cominciare anche a Mirella Bagliana, che siede appunto sui banchi dell'opposizione, chiedo invece questa volta un giudizio su quello che è stato l'operato insomma dell'amministrazione, ma stiamo parlando di lavori pubblici, quindi anche proprio diamo un giudizio all'operato di Fasan. Sì. Allora intanto in premessa permettimi di fare un saluto al mio amico Francesco di Corbanese che ci sta seguendo, quindi un caloroso saluto a Francesco. Andando poi su quello che mi hai chiesto Federico, io do atto che la situazione del Covid è stata una situazione difficile e quindi un'amministrazione che si è trovata in questo momento a lavorare in questo periodo sicuramente non ha lavorato in tranquillità, ci sono state enormi difficoltà, quindi la priorità era naturalmente sull'aspetto sanitario e sulla sicurezza in generale relativa al Covid. Però se devo essere sincera, quello che io ho potuto valutare in questi 2 anni, quasi 3, di amministrazione Miatto con l'assessore Fasan è che i lavori pubblici sono partiti o stanno partendo ancora con enorme ritardo. Cioè, c'era tutta una serie di, secondo me, di situazioni, di lavori già
predisposti dalla precedente amministrazione che secondo me potevano partire nell'immediato e purtroppo non sono partiti. Poi ne farò qualche esempio, e diciamo che io, se devo dare appunto un giudizio, ripeto, mi sento di dire che si è perso anche del tempo su certe cose, poi magari entrerò nel merito di quali cose, ecco. Fasan come risponde a Mirella Bagliana? Mirella Bagliana, che non è una consigliera di opposizione ma di minoranza, perché dice sempre cose costruttive, non è contro. Fair play. Io posso anche condividere la sua valutazione, però diciamo che in meno di 3 anni abbiamo cambiato 3 segretari comunali, siamo al terzo segretario, e si sa che ogni volta c'è un problema a ripartire. Sono andati in altre amministrazioni figure importantissime e fondamentali per i lavori pubblici, non del tutto sostituite, manca tuttora il sostituto dell'ingegner Tonon, per cui se ci vede saluto e ringrazio per quello che ha fatto in tutti questi anni a Vittorio Veneto. E non è facile far partire, indubbiamente. Che siamo in ritardo sicuramente sì, però il Covid, oltre che creare problemi di salute, crea anche problemi di presenza sul lavoro, perché abbiamo parecchi Novax che hanno dimezzato in questi anni gli uffici e praticamente adesso stiamo riprendendoci un po'. Però abbiamo avuto grosse difficoltà, ma indubbiamente... Ecco, quindi Fasan, forse uno degli aspetti che magari non viene preso in considerazione dal cittadino medio, che magari vede che le cose non vanno come dovrebbero, anche l'aspetto Covid. Quindi un primo momento il fatto che ci siano stati ovviamente i contagi e quindi gente che si è assentata dal lavoro. Poi in un secondo momento problema legato ai Green Pass e a tutte queste cose, giusto? Sì. Però diciamo che l'unico fattore, esiste anche un fattore positivo nel Covid, che ha permesso la nascita del PNRR, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che con questi finanziamenti che partirà, sono già partiti lo scorso anno, però a Vittorio Veneto finora abbiamo preso solamente 3 finanziamenti, ci permetterà anche a fare delle cose che altrimenti erano precluse con i soldi dei comuni prima. Pertanto le capacità dei miei uffici sarà quello di partecipare ai bandi, di cogliere le opportunità e poi, sperando che nei 5 anni futuri riusciamo anche a spenderli questi soldi, di non perderli. Certamente, noi abbiamo simboleggiato i lavori pubblici con una ruspa, lì la vedete in questo nostro riquadro. Prima sempre di addentrarci nelle tematiche, Fasan, i cittadini che incontra che cosa le chiedono e quale critica magari le fanno in questi anni, le hanno fatto in questi anni? Se devo essere sincero, critiche da parte dei cittadini ne ho ben poche, perché sono io che non sono soddisfatto completamente di quello che avrei potuto fare e non riesco a fare, però abbiamo ancora 2 anni di tempo, cerchiamo che la situazione migliori, magari assumendo nuove figure in comune che portano avanti i nostri progetti, però io vedo che la gente... Non dico che è soddisfatta, abbiamo dei problemi con la fibra ottica che rovina tutte le strade. Poi ci arriviamo. Sono sicuro che era una domanda che mi farei. Arriviamo alla fibra ottica. Ecco. Però alla fine i vittoriesi sono anche abbastanza propositivi e positivi, almeno o non hanno coraggio di esprimersi. O non li incontra lei. Allora, sì. Bagliana, sì. Che cosa lei, i suoi cittadini, i suoi elettori cosa dicono? Quindi io, a differenza dell'assessore Fasan, naturalmente sento spesso le critiche rispetto all'operato, riguardano principalmente l'aspetto ambientale, e qua l'assessore le sa, ma poi le spiegherò, assessore, qual è la problematica più grossa, l'impatto su un eccessivo taglio degli alberi, ma non
quando servono, poi magari entreremo anche nell'argomento dove sono stati fatti... Albericida. Ecco, oppure ad esempio alcuni cittadini si stanno lamentando, naturalmente prima di questa crisi energetica, anche dell'illuminazione per quanto riguarda i viali. C'è qualcuno che sostiene insomma che i viali sono bui, insomma che si fa fatica la sera a passeggiare, ma magari anche questo lo affronteremo in un secondo momento. Adesso non è neanche un bel periodo per parlare di elettricità e di tutto quello che è l'illuminazione. E poi in seconda battuta ci sono altre situazioni molto, molto importanti, non da ultimo la questione della piscina comunale, insomma tante cose da affrontare, e ribadisco il concetto di prima che secondo me andavano affrontate fin dall'inizio, visto che alcune erano già impostate dall'amministrazione precedente. Ok, quindi questa è un po' una panoramica generale. Posso ribattere subito? Sì, prego. Beh, allora, sarà una lunga puntata, cari telespettatori. No, la consigliera Balliana dice delle cose vere, però io dico che sì, i problemi di Vittorio sono gli alberi che tagliamo e l'illuminazione pubblica, tutto il resto va bene. Certo, allora non credo che siano quelli i veri problemi di Vittorio Veneto. Può anche essere che qualcuno che ha la sensibilità di più per gli alberi si senta colpito perché finalmente è arrivato un assessore che ha avuto coraggio di tagliare gli alberi dove andavano tagliati. Certo. E basta. Però non un albero in più è stato tagliato di quello che dovevano essere tagliati, e comunque il rapporto tra quelli tagliati e quelli piantumati è come minimo 3 a 10. Poi Assessore, vorrei spiegare questo concetto, nel senso che non è relativo ai tagli avvenuti in questo periodo, ma voglio dire c'è stata una trascuratezza, voglio dire gli alberi sono stati tagliati principalmente dove lei è intervenuto per fare i nuovi marciapiedi, quindi in via Galileo Galilei, in via Brandolini, e naturalmente in quei marciapiedi là era impossibile camminare, quindi sta di fatto che quelle infrastrutture andavano assolutamente rifatte, e purtroppo gli alberi erano, purtroppo in qualche maniera forse non si potevano salvare. Però il dato di fatto è che è successo tutto questo, le condizioni in cui sono arrivati quei marciapiedi è dovuto perché nei 20 anni precedenti non c'è stata una manutenzione anche rispetto alle problematiche magari di alcune zone di marciapiede, dove se c'era un albero da cambiare si poteva cambiare per tempo, in modo che non ci fosse un radicale taglio e netto come è venuto. Un esempio è ad esempio Viale della Vittoria, no? Dove in modo costruttivo, in modo progressivo, quando c'è un albero da cambiare viene abbattuto e si sostituisce, no? E vedi che là, da un punto di vista paesaggistico, da un punto di vista la caratterizzazione dei viali non viene assolutamente intaccata, mentre di qua in via Brandolini, in via Galilei, purtroppo noi abbiamo completamente un scenario diverso rispetto a quello che era una volta. Voglio solo aggiungere in più che ricordiamoci che in una situazione climatica del genere, dove che le temperature sono in aumento esponenziale, sappiamo benissimo che la mancanza di alberi, di grandi alberi, fa aumentare del 2-3 gradi la temperatura della zona, quindi c'è da tenere anche fare queste considerazioni. Purtroppo, ripeto Assessore, nei 20 anni precedenti non c'è stata fatta un'attenta manutenzione che avrebbe secondo me evitato un lavoro così radicale. Fermi lì. Ecco, perché sennò comunque abbiamo già affrontato uno dei temi. Allora, io volevo partire però mostrando ai nostri telespettatori un documento inedito. Un documento inedito che voi vedete in questa schermata, che arriva direttamente dall'ufficio dell'assessore Fasan, giusto? Esatto. Allora, magari in TV non si leggerà benissimo, ma vediamo un sacco di post-it appesi a una lavagna. Che cosa è scritto, che cosa riportano questi post-it? Allora, ho sentito la necessità di fare questi post-it, non per un effetto coreografico, ma per tenere sempre sotto controllo i lavori che erano in itinere, i lavori che partecipavamo ai bandi e tutti i lavori che
che sono in fase di realizzazione a Vittorio. Perché questo? Perché sono talmente tanti che se non ho tutti i giorni davanti gli occhi, su 46, lì sono 46 post-it, pertanto qualcuno può anche sfuggire. E qui ci sono delle scadenze anche per partecipare ai bandi, ci sono delle scadenze per cominciare i lavori e per rendicontare, no? Fondamentalmente è quello. Però quella non è la Bibbia, volevo precisare, è una cosa interna mia che Federico ha colpito, ho voluto esporre questa sera. Qui c'ho il piano opere pubbliche che è quello che fa testo. Lì ci sono i lavori già finanziati da realizzare, i lavori che facciamo in comunione con altri enti, le idee progettuali in cui abbiamo investito dei progetti di fattibilità e dei progetti che sono in attesa di finanziamento, magari nel PNR, complessivamente sono 46. Dico, Ecco, impossibile realizzarli tutti, però stiamo preparando la strada, se siamo bravi, alla futura amministrazione. Perché nel PNR, permettimi questa precisazione. una regola che ci diamo, cerchiamo di parlare in maniera semplice per i nostri telespettatori, No. perché non siamo in consiglio comunale. Ecco, il ok? PNRR che cos'è? Il PNRR sono dei finanziamenti che arrivano direttamente dall'Europa per rilanciare dopo i problemi Covid, per rilanciare gli stati che sono in sofferenza. Fondamentalmente nel sunto è questa cosa qui. Poi se vogliamo ne parliamo anche come sono finanziate, le percentuali di finanziamento, tutte. Allora io direi che ora partono tutti i progetti e noi ho avuto anche delle critiche in Consiglio Comunale perché faccio troppi progetti di fattibilità, ma se non partecipiamo ai bandi, fra 2 anni è troppo tardi perché il treno passa una volta solo, i bandi vengono proposti una volta, c'è una graduatoria che verrà compilata e esaurita nei 5 anni entro 2026. Pertanto è necessario cercare di entrare in tutti i bandi possibili. Ecco, solo quello. Ecco, un flash da parte di Mirella Bagliana. Sì. Sappiamo che Fasan appunto ci tiene a partecipare a tutti i bandi. No, allora, la cosa potrebbe essere anche utile, però voglio dire, non vorrei che fosse una giustificazione questa, nel senso che secondo me c'era già una predisposizione di alcuni lavori, io mi ripeto, la piscina comunale, non so se entriamo più tardi, Sì. però voglio dire, si poteva partire benissimo con la sistemazione di parte della struttura della piscina. Poi abbiamo voluto partecipare a un bando, purtroppo l'abbiamo anche perso, quel bando là, sì, non siamo rientrati. Mai preso? Sì, abbiamo partecipato ma non l'abbiamo appunto acquisito, non l'abbiamo preso, quindi voglio dire, questo fatto di continuare a dire sì, partecipiamo ai bandi, mi sembra che sia anche un modo per dire, però intanto certe cose le teniamo ferme. Allora, ripeto, io sono chi non è favorevole ai bandi, poi ci vorrebbe anche una macchina operativa anche per partecipare ai bandi, perché sappiamo benissimo che sono particolari e va fatto un lavoro accurato. Ne abbiamo avuto testimonianza ad esempio su quello dei borghi o su altri bandi, dove o hai un team che riesce e soprattutto un insieme anche di comuni, cioè io avevo sollecitato, adesso si sta muovendo anche la provincia come ufficio diciamo tecnico di supporto, però insomma bisogna avere anche del personale abbastanza preparato per affrontare questi nuovi bandi. Ecco. Allora, entriamo subito, ovviamente non riusciremo a parlare di tutti e 46 post-it di Fasan, perché altrimenti faremo una maratona che neanche mentana. Cominciamo dalle rotonde, da dei lavori che sono in via di esecuzione proprio in questi giorni, in queste ore. Dopo vi mostrerò anche alcune immagini scattate proprio questa sera. Sto parlando della rotonda di via Matteotti, quella dell'emisfero per capirci, e quella di via della Bressana. Fasan
a che punto siamo? Lavori, soprattutto penso alla rotonda di Via della Bressana, di cui si è parlato per molti anni, adesso finalmente stanno vedendo la luce. Sì, le due rotonde sono partite dopo specialmente qui a Bressana erano 8 anni in attesa, perché l'avevo già finanziata io ancora quando ero assessore di Darè, del sindaco Darè, e poi la precedente amministrazione ha pensato bene di non fare null'altro, però aveva espropriato i terreni, quello sì. C'era un finanziamento al 100% della provincia, la provincia ritardando l'amministrazione con gli espropri e partenza dei lavori aveva tolto il finanziamento che era di 470.000 euro, tuttora è 470. Quando siamo tornati abbiamo riproposto alla provincia il finanziamento che però è stato dimezzato, solamente 250.000 euro e il resto l'abbiamo messo noi come bilancio comunale. I lavori sono partiti, avete visto tutti, da qualche giorno. Non si tratta solamente di una rotonda, ma di tutta la viabilità che porta in via Martel e arriva verso via Bressana, allargamento della sede stradale, marciapiedi, tutta una ricomposizione. La rotonda Emisfero invece è stata indicata dallo studio dell'ingegnere, del professor Della Lucia, che sta facendo i flussi del traffico, e ha indicato come quel punto, il punto di maggior difficoltà del traffico di Vittorio Veneto. Aveva consigliato di fare dei lavori di restringimento della rotonda centrale, allargamento sui lati per creare la doppia corsia. Speriamo funzioni. Diamo un po' i tempi di conclusione dei lavori. Diciamo entro fine mese sicuramente quella dell'Emisfero e l'altra 15 giorni dopo, perché alla fine diciamo fine maggio sono tutte e due finite. Bagliana? Sì, no, su questo vorrei fare una piccola considerazione. No, rispetto ai finanziamenti, Assessore, bisogna anche dire che sono stati tolti da un'altra parte della città. Sì, sì. Ecco, allora, per ricapitolare, alcuni soldi, mi sembra 150.000 euro, erano stati dati dalla provincia per la questione di Longhere, dove l'amministrazione precedente voleva costruire la rotonda, al di là poi che sia... 200.000. Quanto 200.000 era, ecco, adesso, ecco. Quindi voglio dire... che sono stati messi esatto, lì. Quindi voglio dire, poi è una questione di priorità, no? Cioè ogni amministrazione fa delle scelte, però togli da una parte dove magari c'era già un'idea di fare, non so se c'era anche già un progetto di massima, per poi spostarli dall'altra parte. Su Longhere c'è parecchio da fare e sono sempre stati rinviati continuamente i lavori della messa in sicurezza del tratto stradale e anche altre, tipo la pista ciclabile ad esempio della Piave. Quello che voglio dire è che effettivamente la provincia dà una somma, poi le amministrazioni le spostano a seconda delle priorità che loro ritengono opportune. Però questo concetto mi fa dire che ogni volta che c'è un insediamento di una nuova amministrazione perdiamo un sacco di tempo a non proseguire magari un lavoro che secondo me non sono, cioè è sempre utile, voglio dire, non sono lavori che un'amministrazione sceglie e non sono più utili e quindi subentra un'altra amministrazione e allora li cambia. Questo continuo, secondo me, rimodulare o riprogrammare le opere fa, ripeto, perdere un sacco di tempo. Poi una piccola premessa, il discorso dell'Emisfero, la rotonda mi sembra una cosa giusta, perché voglio dire anche, mi sembra l'esempio della rotonda anche di Pordenone in centro, l'hanno ridotta anche loro proprio per fare la doppia corsia, quindi è utilissimo questo discorso qua. Posso ribattere? Sì, prego. Ma velocissimamente. Non è che siano stati spostati i soldi della rotonda di Longhere là. Proprio non la volevamo la rotonda certo, Longhere, però perché voglio dire, per noi era pericolosa. Però, Assessore, potevamo fare un altro intervento, voglio dire. No, lascia perdere, lascia che finisca il discorso.
Allora, la rotonda che aveva pensato questa amministrazione, era a 10 metri dalla porta della chiesa. Io mi sono visto in una giornata di pioggia, qualcuno entrava un po' veloce sulla rotonda e finiva dentro la chiesa. Pertanto abbiamo pensato di fare un marciapiede che da Piazza Longhere arriva fino a incontrare il percorso che da Revine arriva fino a ex Osi. Praticamente tutto un marciapiede che parte da Porta Cadore e arriverà fino là. Quella per noi è una messa in sicurezza. Poi faremo anche delle altre opere per attenuare la velocità, che però il progetto è ancora di fattibilità e sarà da trovare anche un accordo con la provincia che gestisce la statale provinciale, però alla fine l'obiettivo che noi abbiamo è di ridurre la velocità e di mettere in sicurezza i cittadini, i pedoni, basta, nessuna rotonda. Certo, no, ma io non sto dicendo che forse la rotonda fosse utile o meno, sicuramente ci sono dei tecnici, anche deputati, per capire se un'opera stradale sia efficiente o meno, efficace, però sta di fatto che su Longhere, ad esempio, c'è da finire anche il tratto di pedonale da Revine all'ex Oasi, al supermercato. I soldi sono stati stanziati già dal 2019 e fatto sta che per esempio quel tratto di marciapiede non è ancora stato costruito. Ogni 6 mesi assessore lei dice lo faremo fra 2 o 3 mesi, lo faremo fra 2 o 3 mesi, sono passati 2 anni e mezzo e quel tratto là che era già predisposto da un punto di vista finanziario è ancora là. Poi lei giustifica dicendo che le ditte non ci sono. Giustifica. No, però voglio dire, sta di fatto che per esempio quell'opera che era già finanziata e in procinto di partire, secondo me sono passati 2 anni e mezzo e ancora siamo punto a capo. L'opera non era finanziata, i soldi li abbiamo messi noi e non c'erano fatti gli espropri, non c'era un parere dei beni ambientali, c'era solo un'idea progettuale. Fatto tutto questo, lo scorso anno sono 100.000 euro. Sì, 150, non è 100.000 euro. Una gran cosa, però una ditta che doveva arrivare, ci ha impiegato 6 mesi per dire che non arrivava più, abbiamo trovato un'altra ditta, non l'abbiamo realizzata entro la fine dell'anno, i soldi sono dati in avanzo e sono esecutivi dal 1° di aprile. Allora, stiamo entrando un po' nel tecnico, cosa che ecco, cerchiamo di spiegare bene ai nostri telespettatori. Quello che forse sta dicendo Fasan è questo, che a volte dietro una lungaggine oppure un cantiere che non parte o un qualcosa che si vede che rimane, diciamo, in stand by per un po' troppo tempo, ci sono delle motivazioni che magari tecniche, esattamente. Allora andiamo avanti, questione della fibra. Una parte di Vittorio Veneto dalla metà del 2021 è martoriata dai cantieri della fibra ottica. Fasan, che cosa ci dice in proposito? Come sta andando la situazione? Allora, ci sono delle valutazioni da fare nella stesura della fibra ottica. La fibra ottica è assolutamente necessaria per uno sviluppo del territorio. Ormai non siamo più in grado di fare a meno della fibra ottica, indubbiamente. E per questo il governo Renzi, qualche anno fa, 4-5 anni fa, aveva creato una società che si chiama Open Fiber, in cui aveva messo dentro la Cassa Depositi e Prestiti e Enel, che entra già in tutte le case con Piolino, per cablare tutta l'Italia. Il resto d'Italia sono già 2 o 3 anni che lavorano, alla fine sono arrivati anche da noi. Però alla fine Open Fiber ha modificato questo erano stati finanziati per poter finanziare i luoghi dove gli altri gestori non avevano interesse di investire, perché sicuramente se portano la fibra ottica in Fadalto non rientreranno mai della spesa. E allora lo Stato aveva messo la Cassa Depositi e Prestiti e Enel
in società, adesso NLC Levata è entrato, non mi ricordo più chi, ma qualcun altro. Nel tempo però gli obiettivi a mio parere parlo a titolo personale, gli obiettivi di Open Fiber sono modificati e ha cominciato a pensare di creare utili. Cioè in questo momento sta cablando tutto il centro di Vittorio Veneto, dove c'è già Telecom che cabla, e avremo parallele, ma che non si incontreranno mai, la stesura di 2 fibre ottiche che rovineranno sicuramente i marciapiedi, le strade. Non siamo riusciti a mettere d'accordo e dividere chi fa cosa, perché è impossibile mettere d'accordo 2 che vogliono fare soldi, fanno quello che vogliono. Sicuramente dobbiamo portare pazienza, perché alla fine sarà vantaggioso per tutti quelli che hanno un lavoro, che adoperano internet, di avere la fibra. Ci scusiamo con quelli che non saranno mai clienti della fibra ottica e subiranno solo i danni e i disagi, però io direi che dal prossimo mese Open Fiber dovrà cominciare sicuramente ad asfaltare almeno le strade che sono state rotte 5 mesi fa, 6 mesi fa. Esatto. Questo è l'accordo. Spieghiamo bene, forse abbiamo anche qualche foto. Allora, ci sono questi scavi con questo, come dire, non so se definirlo asfalto. No, non è un conglomerato di stabilizzato e cemento. Ecco, ok. E quindi abbiamo queste piccole trincee che corrono lungo le nostre strade. Ovviamente il problema è quello che questo tipo di materiale ha un'usura, mi pare di capire, anche abbastanza veloce, molto veloce. Fasan, non so se può confermarlo, giusto? Sì, posso confermarlo. C'è un accordo con Open Fiber che però mi auguro sia rispettato più di quello che rispettano adesso, che c'è una squadra che costantemente dovrebbe fare il giro di tutti i cantieri passati che sono in attesa di essere asfaltati, per dare una sistemazione veloce fino a quando saranno asfaltati. L'asfaltatura non sono riuscito a strappare di più, sarà il massimo di 1 metro. Pertanto avremo i marciapiedi e le strade con delle fasce che alla fine, nei prossimi anni, l'amministrazione dovrà investire un sacco di soldi. C'è un ulteriore problema, che Open Fiber, dico Open Fiber, ma tutti quelli che posizionano la fibra ottica, adoperano i cavidotti dell'illuminazione pubblica, ma questo per legge il comune non può opporsi. E allora sicuramente creeranno disagi e danni anche in futuro all'amministrazione pubblica, che dovrà sicuramente intervenire. Poi faranno anche dei cavidotti con delle, come si può dire, con delle talpe teleguidate che andranno sicuramente a incidere nei sottoservizi. Di questo ce ne accorgeremo fra qualche anno. Allora io ho cercato di convincere di avere anche un'assicurazione postuma, perché se fra 5 anni vedremo che sono rotti le fognature, qualcuno dovrà pur pagarle. Certo. Baliana, allora da un certo punto di vista, bene, l'arrivo della banda larga è qualcosa che soprattutto per chi usa appunto internet per lavoro è necessario, è utile e ci porta anche un po' avanti, perché diciamo che l'Italia su questo, ecco, dobbiamo ahimè ringraziare il Covid se ci siamo un po' svegliati da questo punto di vista. Detto tutto questo, però veramente le strade in questo momento stanno vivendo un periodo di passione. Sì, sì, infatti voglio dire, sì, naturalmente mi associo alla questione della positività della fibra ottica, assolutamente d'accordo, anzi,
E c'è da dire che con questi decreti semplificazioni che queste ditte hanno di supporto sia a livello nazionale che anche a livello regionale, no? Perché hanno queste leggi che danno la possibilità loro di intervenire ovunque, delle volte andando appunto in deroga alle ordinanze comunali. Però è preoccupante il fatto appunto che lasciano veramente disastri in giro, soprattutto i marciapiedi, e qua c'è il discorso dell'incolumità delle persone. Insomma, a un certo punto c'è una questione anche di sicurezza per i pedoni, soprattutto per le persone anziane, ma non solo, ci sono dei veri buchi in giro per i marciapiedi. Non da ultimo, ogni tanto entrano nelle proprietà private, è successo più di una volta, e vanno anche qualche volta a danneggiare magari piccoli muretti, piccole recinzioni, però anche quello. Quindi io spero che l'assessore abbia nella convenzione che ha firmato con la ditta, non c'è nessuna convenzione. Ecco, quindi, però c'era una convenzione in cui magari possibile firmare, dove c'erano di predisporre delle garanzie, perché questo se no ci fa supporre che per i prossimi 5-6 anni le amministrazioni comunali saranno impegnate appunto a sistemare, asfaltare, e quindi gran parte dei finanziamenti del bilancio andranno, sì, non basteranno più i 300.000 euro all'anno che si mettono sulle asfaltature, esatto, e quindi questo fa veramente impressione. Allora, a questo punto però proviamo a ragionare su quello che è possibile, se è possibile recuperare da queste ditte, e se no proviamo anche a prepararci, perché se questo è l'impegno di spesa che dovremo affrontare non sarà cosa facile, ecco. Fasan, in chiusura, ci sono dei contratti, delle convenzioni che vengono firmate con queste ditte, oppure queste ditte hanno mano libera e possono fare quello che vogliono? Queste hanno mano libera e possono fare quello che vogliono. Ci sono solamente delle indicazioni per gli scavi, che è una legge dello Stato che stabilisce le modalità di scavo. Con quelli li teniamo un po' a bada, diciamo così. Però io avevo preparato una convenzione che garantiva il comune. Non è mai stato possibile firmarla, perché io avevo chiesto anche che ci fossero delle fideiussioni a garanzia per i danni e per i futuri danni. Non è previsto. Che facciamo? Fermarli non si può, nemmeno... ma io direi che converrebbe a chiunque andare in accordo con l'amministrazione, perché creare nuovi cavidotti per l'illuminazione pubblica che sono vetusti da 40 anni, loro li adoperano, sarebbe meglio collaborare insieme, rifacciamo l'illuminazione pubblica, investiamo un po' di soldi noi e loro sono tranquilli. Ma a proposito di illuminazione pubblica, bene. Efficientamento energetico, l'avevo visto in uno dei post-it di Fasan. Sì. Allora, il momento è quello che è, lo sappiamo, basta aprire una bolletta della luce e uno, insomma, si spaventa, e lo sappiamo, anche l'illuminazione pubblica di una città risente non poco di questo aumento indiscriminato dell'energia, del costo dell'energia elettrica. Tra l'altro ne parlavamo anche con il sindaco Antonio Miatto lunedì sera nel corso della puntata di Per Sport che abbiamo fatto dalle piscine, appunto perché anche noi abbiamo voluto accendere un faro sulla questione, sulla problematica molto grossa delle piscine. Da un certo punto di vista il discorso del caro energetico e poi tutta la struttura, poi magari ne parleremo. Però appunto come avete deciso voi amministrazione comunale di far fronte a questo aumento sconsiderato dell'energia? Fasan. Sempre io. Sì, è interrogato, oggi è interrogato. Allora, i post-it che hai letto tu, efficientamento energetico, sono un finanziamento quinquennale, questo è il terzo anno che possiamo accedere, di 130.000 euro l'anno, quest'anno sono addirittura raddoppiati. Con quei soldi lì stiamo sistemando anche via Galilei, via Nanetti e via Brandolini. Però quest'anno dovremmo investire altri 130.000 euro che
credo che abbiamo ancora da fare il progetto, però i lavori devono necessariamente partire entro il 15 di settembre. Sarà la volta di via Cavour, che è il buio, e Olarigo, Borgo Olarigo lì, ma 130.000, ma però sono altri 2 anni e faremo un po'. Dovete fare le corse. Però io volevo dire un'altra cosa. Usciranno, credo, perché è impossibile che non sia così, dei bandi per cambiare le tipologie di illuminazione pubblica, perché Vittorio Veneto ha 6.500 punti luce, di cui 1.500 ancora a Mercurio, che sono via Rizzera e via Cavour. Al buio consumano il triplo e non fanno luce. Abbiamo 3.500 fari, diciamo così, allo sodio e solamente 1 migliaio a LED. Allora, noi stiamo preparando uno studio di fattibilità per cambiare tutte le lampadine di Vittorio. Appena uscirà il bando, che mi auguro che esca, voci confermano questo, un bando per cambiare tutte le lampadine, noi avremo la possibilità, e domanderò, di cambiare le 5.000 lampadine. Ci vorrà 2 milioni e mezzo di euro, perché alla fine cambiare solamente il corpo illuminante costa 500 euro. Però noi siamo pronti a partecipare anche a questo ulteriore bando, che è ineluttabile che esca, no? Perché... E speriamo di vincerlo anche. Bagliana, appunto, sì. Faceva riferimento anche lei prima alla questione energia, illuminazione. Certo, il periodo non è ottimale per la questione del consumo energetico, però appunto stavo pensando alla questione tecnologica, no, che ci viene delle volte in supporto, e la questione delle lampadine a LED, perché il comune effettivamente basta camminare e più di un cittadino mi dice: ma perché non ci sono le lampadine LED, voglio dire. Questo però sta a indicare che, adesso non voglio accusare, però voglio dire che anche negli anni scorsi, quando queste tecnologie si poteva iniziare ad investire per dei tratti di strada, naturalmente, di marciapiede. Naturalmente, io ripeto sempre all'assessore Fasan che Vittorio è immenso come territorio, no? È la città, il comune più esteso dal punto di vista territoriale dopo Città di Treviso, mi sembra, no? Quindi voglio dire, non è facile ogni volta colmare le lacune che si presentano, però con una programmazione che si potrebbe protrarre più amministrazioni. Voglio dire, questa delle lampadine LED è una cosa che poteva partire prima, ancora 10-15 anni fa, e pian pianino, insomma 5 anni fa, insomma è da un pezzo che ci sono queste nuove tecnologie e pian pianino sistemare dei pezzi, dei tratti di strada. Quindi questo è l'appello, che è inutile ogni volta ripartire da zero, partecipare ai bandi, cioè va fatta una cura del territorio che deve essere continuativa e programmata. Una strategia. A prescindere poi dall'amministrazione che governa, secondo me, perché altrimenti non ne veniamo fuori, ecco. Allora, scusate, stasera è difficile. Andiamo avanti. In uno dei post-it di Fasan, che tra l'altro, ecco, rimostriamo perché qualcuno magari si è perso all'inizio della trasmissione, stiamo facendo riferimento a questa lista molto corposa, quasi caotica, di post-it con tutte sia i progetti già finanziati, i progetti che vengono fatti insieme ad altri enti in attesa di finanziamento, e poi ci sono anche sotto delle idee di progetto che poi vedremo se riusciremo a sviscerare. Leggo da qualche parte sottopasso di via Callarga, esatto, in zona industriale. Allora, a che punto siamo? L'accordo con le ferrovie prevede il finanziamento della chiusura di due passaggi di livello che ci danno 1.300.000 euro, e questa, la prima tranche l'hanno data quando abbiamo chiuso abbiamo aperto via dei Ganuti, dai, sì, diciamo così. Adesso entro il 2023 dobbiamo anche chiudere l'altro passaggio a livello.
ci sono 1,7 milioni a bilancio per poterlo fare. Il sottopasso sotto la sede ferroviaria è già stato realizzato, c'è da fare tutta la nuova viabilità e lo faremo, altrimenti perderemo il finanziamento delle ferrovie. Diciamo che è quasi prioritario, se no non ci daranno più i soldi per finire i lavori. Quindi mi ripeta i tempi perché... 2023, entro il 2023 deve essere rendicontato. Baliana, secondo lei? Secondo me, diciamo che quest'opera... Posto che dovrebbe essere, cioè la prossima volta lo chiediamo a De Antoni, che esatto, è il massimo infatti esperto. volevo dire che è una questione che ha seguito il consigliere di minoranza Giulio De Antoni e che lui proprio ci teneva, cioè ci tiene a sviscerare tutti gli elementi di questa opera. Naturalmente siamo fortemente contrari, nel senso che secondo noi non era una priorità, perché quando si governa naturalmente ci sono delle priorità della realizzazione di alcune opere rispetto all'altro. Sicuramente questa scelta di investire soldi, poi ci sono sì i contributi di ferrovie, però voglio dire gran parte degli investimenti è improprio. Quindi stiamo parlando di quasi 1 milione, penso, di euro, adesso non mi ricordo bene le cifre, totale mi sembra 2,5 milioni per l'opera, no? Circa. Ecco, quindi un po' di finanziamento va bene dalle ferrovie, però voglio dire ce ne mettiamo anche noi di soldi, quasi più di 1 milione di euro, quindi dal nostro punto di vista questa non era una priorità. E la giustificazione che viene detta è che al di là della ferrovia potrebbe svilupparsi un'area industriale ridotta naturalmente, però in quel caso, voglio dire, l'opera si poteva prevedere magari proprio se ci fossero state, cioè se ci fosse lo sviluppo appunto dell'area industriale con le opere di urbanizzazione che di solito vengono fatte anche da chi fabbrica le fabbriche, insomma, ecco. Quindi lei dice stiamo facendo i conti senza l'oste, insomma. Esatto, cioè abbiamo investito e secondo me non era una priorità quella, assolutamente, come può essere altre priorità che mi ripeto, la piscina comunale o d'altro. Allora, ci sono una decina di richieste di industrie che vogliono venire in zona industriale Vittorio, che è molto appetibile e a cui dobbiamo anche dare una risposta perché sono posti di lavoro di richiesta per il territorio. Ma io fondamentalmente, ma sono 20 anni che ci penso, al casello in zona industriale, che libererebbe San Giacomo e Cenere dell'eccesso di viabilità che arriva. Allora, se noi abbiamo una qualche possibilità di convincere Autostrade qualcuno di poter fare il casello in zona industriale che è lì a 100 metri, il sottopasso è l'unica cosa che potrebbe far pendere la bilancia a favore del casello. Però vedo che a Santa Maria di Piave sono anni che lo promettono e non lo fanno. Speriamo che anche PNRR o qualcos'altro che ci faccia la sorpresa che arrivi questi finanziamenti e di fare anche questo casello. Allora iniziamo a correre perché qui il tempo noi passa. Non abbiamo fretta, stiamo qui fino a voi. Ho capito, ma sa com'è. Vogliamo proprio i nostri telespettatori, insomma, ci teniamo. Allora, prima di andare avanti io ho diverse domande perché appunto i post-it di Fasan sono tanti, però ci sono arrivate 2 domande via WhatsApp dai nostri telespettatori. Allora, il primo è Stefano che ci chiede come mai il fondo, diciamo, dei Meschietti, quindi siamo a Serravalle, soprattutto in quella parte in cui la sede del passaggio pedonale è più stretta, tra l'altro non c'è una barriera, quindi c'è il rischio anche di scivolare nel Meschio, il fondo è particolarmente dissestato, ci dicono. Quando verrà sistemato? Stiamo parlando della passerella? Sì, no, da Sant'Andrea a Serravalle, insomma, in quella parte lì. Sì. Ah, via da Milano? Sì. A breve, io dico sempre a breve, perché non so nemmeno io i tempi, però abbiamo già contattato una ditta che stende lo stabilizzato con delle resine speciali per rifare
e quel lavoro lì è inserito anche nel PEBA. Ok, diamo dei tempi sempre al nostro telespettatore, entro quando... Guarda, io sono sempre ottimista. No, ma io voglio una data però. No, l'ottimismo entro l'anno, però io dico che è più pericolosa la passerella dietro l'ospedale vecchio, che dopo 7 anni ci sono da cambiare anche delle assi di legno. Delle assi, come che anche la passerella dietro la stazione, quella via, come si chiama quella lì? Dietro la stazione? Ecco, Nel lì centro, là? e in più abbiamo già dato l'incarico, ma quella lì verrà fatta non di legno, ma come le ultime passerelle che abbiamo fatto. Nessuno se n'è accorto, ma abbiamo cambiato 4 passerelle e siamo in procinto di cambiare le altre 2, così tutte le passerelle sul Meschio sono a norma e sono sicure. Ok, quindi rassicuriamo il nostro telespettatore. Stefano, sì. Stefano garantito. Boh, ok. No, anche perché soprattutto prima che qualcuno inciampando no, ha ragione, finisca. Ha ragione, ma... seconda cosa, sempre per Fasan, non me ne voglia Mirella Bagliana. Ma lei è d'accordo su tutto quello che faccio? Sì, Ecco. bisognerebbe un po' velocizzare i tempi, ma insomma... dai, vai. No. Allora, Aldo ci chiede una questione che tra l'altro a noi per il momento non ci riguarda, ma insomma in tanti hanno risintonizzato il televisore nelle scorse settimane. Ci sono delle zone di Vittorio Veneto che non ricevono più le televisioni locali tranne la Tenda TV e chiedono a Fasan: come mai? Abbiamo letto sul giornale qualcosa, che cosa è successo, che cosa state facendo anche voi come amministrazione? Sappiamo che è la RAI il destinatario delle proteste. Perché da un mese circa tutte le private vanno sui ripetitori della RAI. La RAI, io ho contattato la RAI per queste cose perché intere zone Vittorio Veneto proprio non prendono il segnale. Mi ha risposto la RAI molto bene e mi ha garantito che a breve tempo, anzi io credo che stiano già lavorando, sistemeranno un ripetitore su Marin e sul San Paolo e poi andranno a sistemare l'antenna in cima al Visentin, che con la tempesta Vaia si era un po' girata, e sistemeranno. Io consiglierei di non chiamare l'antennista in questo momento, lasciamo che la RAI sistemi bene le antenne, i ripetitori, e poi magari fra un mesetto chiamiamo gli antennisti e vediamo se funziona. Per sistemare quello comunque che eventualmente... io sono sempre disponibile a ascoltare tutti e segnalare la RAI dove non funziona. Molto bene, questo anche perché anche ai nostri numeri sono arrivati tanti messaggi, sappiamo comunque l'importanza delle TV locali nel nostro territorio, soprattutto Posso ringraziare, ma è doveroso, sì? Il mio amico Tony Tomasi, che si impegna costantemente e mi fornisce anche assistenza tecnica, perché io ne capisco ben poco, ma lui è un antennista che tutti conosciamo, ama Vittorio Veneto e mi dà le giuste dritte per parlare con la RAI e vediamo qualche risultato si ottiene, dai. Molto bene, speriamo che arrivi presto. Dai, invertiamo un po' le cose. Chiedo all'assessore Bagliana, futura assessore. Chi può dirlo? Di fare una domanda all'assessore Fasan in merito a una priorità che lei vede. Sì, io farei priorità ce ne sono parecchie. Mi viene adesso, quando apriranno i parcheggi sotterranei di Piazza Meschio, può essere la prima domanda, perché stiamo parlando sempre di opere pubbliche, nel senso che purtroppo per l'assessore Fasan le opere pubbliche sono immense, spaziano dalla viabilità agli edifici pubblici, alle scuole, all'ambiente. Quindi quando parliamo di opere pubbliche parliamo di una gran fetta di... Fasan c'è sempre in mezzo. Esatto. Non è di mia competenza, ma risponderò. Ma vede, il problema è che non è di sua competenza perché ci sono i delegati, però voglio dire Fasan, lei è assessore ai lavori pubblici, quindi lei deve anche rispondere o prendere le sue responsabilità nei confronti anche dei
cittadini, e vorrei chiederle quando sarà aperto questo benedetto parcheggio sotto la piazza, insomma, perché io penso che i cittadini abbiano seguito il dibattito. Già i parcheggi sono un po' pochi in certe zone, no? Soprattutto dei centri storici, più quelli che dovremmo avere, parcheggi pubblici, anche se sono stati messi a pagamento, però vengono tenuti chiusi, quindi penso che qua debba esserci un impegno importante da parte dell'amministrazione rispetto a questo. Questa è una prima domanda, poi ne ho anche altre, posso andare oltre. Ecco. No, non è una domanda da poco, diciamo. Guarda, per rassicurarti, proprio io vengo dalla Giunta, appena fatto Giunta, è passata una direttiva in cui stiamo facendo un'azione legale attraverso il legale del Comune con la ditta che gestisce questo, perché rispetti la convenzione da noi fatta. Ecco, più di quello non possiamo fare in questo momento. Però a me, non so se sono sfortunato, sono andato un paio di volte e c'erano macchine dentro, era aperto. No, no, è chiuso. Adesso c'è hanno la sbarra giù, sì, la sbarra giù è chiusa. Ma nemmeno a pagamento? No, il pagamento non è stato ancora messo, cioè loro sono in attesa di mettere queste allora sono i residenti che parcheggiano? Sì, sono i residenti che hanno questo pass provvisorio, però la questione comunque c'è la convenzione, va rispettata, sì, però, e basta. Da sollevare anche un'altra, cioè voglio dire, quando purtroppo abbiamo capito che Piazza Meschio è nata un po' male sotto una cattiva stella, tra virgolette, però sta andando avanti male, quindi voglio dire, non riusciamo mai a portare a casa uno che sia un risultato, dobbiamo sempre combattere per portare a casa poi una cosa di diritto, voglio dire, no? Sì. E anche se noi abbiamo contestato anche la convenzione che è stata scritta, che non era proprio limpidissima sulla questione degli abbonamenti, perché là il proprietario cercherà è un parcheggio ad uso pubblico, però gestito da proprietà privata, e quindi gli incassi andranno al proprietario dei parcheggi. Ricordiamo che il Comune ha dato in concessione per 99 anni il sottosuolo, quindi i parcheggi sono del proprietario. Però voglio dire, il proprietario sta cercando di portare questo parcheggio sarà a pagamento a ore, ma non solo, anche magari con gli abbonamenti. Nella mozione votata in Consiglio Comunale, nella delibera del Consiglio Comunale, tutti i consiglieri a maggioranza avevamo detto che le tariffe devono essere inferiori? No, uguali a quelle applicate, esatto, in altre zone, ad esempio a Serravalle, quindi San Marco 90 centesimi all'ora, e più gli abbonamenti che mi sembra siano 300 euro l'anno. Sì, sono 30 euro al mese mi sembra, ecco. Sì. Ecco, quindi questo che quello è stato sollecitiamo. votato dal Consiglio Ecco, Comunale e dovrà essere rispettato. Poi vorrei entrare anche nell'ambito delle piscine, che avrei qualcosa da dire, ma magari in seconda battuta quando facciamo... Ma entriamoci subito in piscina, sì. Entriamo in acqua, perché sì. Qui i minuti corrono. Allora, io vi rimando, appunto, facevo riferimento anche prima a una puntata in cui abbiamo avuto il sindaco, certo, proprio l'altra sera, ospite di Alessandro Toffoli, che ha fatto un po' il punto della situazione, tanti auspici, possiamo dire, anche per il futuro della nostra piscina comunale, però, consigliere Bagliana, sì, le cose si muovono oppure no? No, allora qua io delle volte mi arrabbio un pochino, magari a torto, non so se ha ragione. Le mie considerazioni sono queste, che quando si è insediata questa amministrazione nel 2019, diciamo che c'era già il progetto relativo al cambiamento, alla sostituzione dei serramenti, quindi di tutte le vetrate della piscina comunale, e si stava lavorando anche per quanto riguarda la questione antisismica delle piscine. Allora, l'intervento per quanto riguarda la sostituzione delle vetrate era quantificato, mi aiuti Assessore, in circa 500.000 euro. Esatto. Ecco, io sono dell'idea che quei soldi erano già nelle casse dell'amministrazione comunale per poter fare lì un primo intervento. Io mi sto chiedendo perché non siamo partiti subito. Aggiungo un'altra cosa, per andare ai 920.000 euro, che sarebbe il totale dell'intervento anche da un punto di vista strutturale, quindi sulla questione dell'antisismico, chiedo anche qui è una questione di priorità, noi investiremo 400.000 euro sulla questione delle telecamere e sulla sicurezza, un investimento. Io
ho chiesto più di una volta che quei 400.000 euro siano dirottati sulla questione delle piscine. Quindi i soldi, secondo me, secondo il mio punto di vista, ci sono per intervenire direttamente, c'erano già prima e ci sono anche adesso. Quindi questo fatto di rincorrere sempre bandi, mutui perché non abbiamo i soldi, no, è una questione di priorità, perché se si decide di metterci 400.000 euro sulle telecamere che ci sono in città, va bene, non saranno all'avanguardia, però funzionano, ecco che allora noi poi diciamo non abbiamo i soldi per fare altre opere. Allora qual è la priorità? La piscina comunale o queste telecamere in giro per la città? E questa la pongo come questione. Fasan? Rispondo? Sì. Le priorità sono i soldi, chiaramente. No, non sono i soldi, dove li metti? Allora, ma dove li metti i soldi? Li hai? Non è che no, i soldi no. non sono come i carri armati e Mussolini, che sono sempre gli stessi che girano. I 400.000 euro dove li trovi? Con 400.000 non fai niente. No, più i 500 che avevi, Vai a 900, i 500 più i ce li avevi già. 500 che avevo? Vabbè, che non ci sono più naturalmente. Come? Perché li avete spesi altrove naturalmente, perché se partivate subito, voglio dire, è una questione di spostare i soldi. Avrai visto che ci sono stati fatti anche degli interventi. Ora, quei 500 lì era una mancia dell'onorevole Lotti, mi si chiamava, che ha dato 500.000 euro alla precedente amministrazione per fare interventi di carattere sportivo. Certo. Raccontiamo un po' la storia, cosa è successo. Certo. Allora, se ben ricordo, ma sono stato disatteso anche in Consiglio Comunale, 250.000 erano stati messi per il campo di rugby, 250.000 erano stati messi per le piscine. Poi noi abbiamo optato per mettere tutte nelle piscine, no? Cercando e sperando di trovare altri che arrivassero altri finanziamenti. Però è stato fatto uno studio, sono state fatte delle verifiche statiche e quant'altro. Non valeva la pena di spendere 500.000 per cambiare i serramenti, come dici tu, ma bisogna fare anche interventi strutturali importanti. 940.000 euro, è uscito un bando, non abbiamo preso i soldi, siamo stati col cerino in mano, però usciranno altri bandi. Sì, però voglio dire, Assessore... Anche le PNR, scusa un momento, ho capito, ma le priorità sono anche le scuole, sono anche qualsiasi... Allora, l'unica cosa che io potrei contestare è che i 500.000 erano per fare interventi di carattere sportivo. È stato sistemato il skate park, è stato fatto il capannone dietro il Victoria, sono stati investiti 300.000 euro in attesa, sperando che arrivassero i soldi di 940.000. Adesso dobbiamo ricostruire tutto un percorso di finanziamento, perché non sono stati levati del piano triennale, sono stati spostati nel 2023. Certo, sì, comunque io continuo a ribadire... Quelli lì sono in attesa di finanziamento. Noi cerchiamo disperatamente tutti i giorni di trovare dei finanziamenti e sembrerebbe che qualcosa si muovesse in questo verso qui. Io direi piuttosto che il vero problema delle piscine è la gestione fallimentare in questo momento Covid delle piscine, che i bravissimi gestori in questo momento hanno accumulato in 2 anni un notevole deficit e lì dobbiamo trovare le possibilità di mantenere in vita le piscine e ti dirò che è un problema nazionale, non è un problema di Vittorio Veneto. Ecco, e mi sembra che proprio ieri il sindaco e Antiga e l'assessore Antiga, che è di riferimento a queste cose, sono andati a discutere perché l'acqua, almeno i 100.000 euro di acqua che costa, siano abbonati, almeno di abbattere quei costi là, capisci? Allora. Però posso dire, il campo di rugby e le piscine sono dei punti centrali del nostro interesse. Stiamo cercando solamente dei finanziamenti. Però, Assessore, la capacità di un'amministrazione, voglio dire, è anche di riuscire con le proprie risorse, accendendo anche dei mutui in caso di Vittorio. No, nel mutui no, perché abbiamo i derivati, logico, dobbiamo pagare 1,5 milioni di euro di interessi
per la questione dei derivati, quindi non è il caso di accenderne altri. Però voglio dire, la capacità di un'amministrazione si misura anche con la propria abilità nel trovare, nel reperire dei finanziamenti, ma non solo all'esterno, anche con i propri, cioè i cittadini pagano le tasse, Sì. voglio dire, abbiamo aumentato l'IMU, voglio dire, quindi non mi dica che non ci sono proprio soldi, ecco. Poi se li spende anche per altre cose, tipo il fallimento di via Oberdan e via Lioni e cioè che sono state spese ingenti quantità di denaro, allora, insomma, Fanno cifra? Facciamo 20-25 mila euro per tutta l'operazione. Facciamo 8 mila 8 solo delle pareti, cose delle, non ne sono perché allora. le ferrovie dello Stato hanno supplito. Darei delle ore ad ascoltarvi e gli argomenti sono indubbiamente tanti e appassionano anche. Fasan la vedo con delle carte in mano e questo mi preoccupa. No, non devi preoccuparti, no? Perché si parlava di dove mettere i soldi. Allora, abbiamo parlato del piano opere pubbliche, io dico delle cifre. Nel 2022 abbiamo 7.986.856 euro di lavori. Nel secondo anno, cioè il prossimo anno, sono 6.242.000 e il terzo anno sono 8.142.000. Complessivamente sono 22.371.000. Sì. Di questi stanziamenti di bilancio sono solo 3 milioni e mezzo, tranne i 300.000, diciamo, delle asfaltature di quest'anno che sono con alienazioni che però andremo a coprire questo buco con l'assestamento di bilancio, con l'avanzo di amministrazione dello scorso anno che è parecchio cospicuo. Noi avremo da investire nei prossimi 3 anni 22.371.000 euro, una cosa mai vista. Sì, però se diciamo penso, permetti una cosa, se penso che nella precedente amministrazione da Re avevo i vincoli del patto di stabilità in cui potevo spendere al massimo 1,5 milioni, questo qui la cosa che mi preoccupa è riuscire a spendere i soldi. Le piscine va bene, le piscine possono andare avanti ancora qualche tempo, non credo che crollino domani mattina. Chiaramente bisognerà intervenire, però dobbiamo anche capire che il CONI e quant'altro non può sempre delegare i comuni che hanno altre priorità come le scuole. Sai quanti soldi investiamo nelle scuole? Esatto, allora volevo con un flash perché siamo fuori tempo, siccome sempre nei post-it ci sono, ho letto Scuola Crispi, Paravicini e Foscolo, allora forse questa cosa, ovviamente il tema delle piscine lo stiamo affrontando più e più volte e continueremo anche a farlo nel corso delle prossime settimane qualora dovessero esserci anche delle novità sostanziali in proposito e ci auguriamo tutti che le novità possano essere positive per il nostro impianto sportivo vittoriese che insomma è un po' un fiore all'occhiello di tutto il nostro territorio. Però le scuole, allora, Fasan, facciamo proprio, però vi chiedo delle risposte stringate perché altrimenti dobbiamo chiudere. Le scuole. Beh, ne abbiamo 4, non 3. C'è anche la... come si chiama? Vabbè. La Marco Polo. C'è anche la Marco Polo che vedi che sono cifre considerevoli. Sono quasi tutte finanziate col conto termico per il 70% e diciamo che, un esempio, la Crispi sono 470.000 euro, di cui 100.000 di bilancio e il resto in conto termico. Spieghiamo bene che lavori sono. Beh, sono quasi tutti lavori in conto termico per ottimizzare il riscaldamento e la qualità delle scuole praticamente. Strutturali, lavoro strutturale è solo quello dell'asilo di San Giacomo, che sono 200.000 euro, che ha dei problemi strutturali che partiranno sicuramente quest'estate, perché lì abbiamo qualche problema con gli enti che non rispondono a dovere alle sollecitazioni del comune, però abbiamo dato un out-out. Noi entro 3 anni, come avevamo promesso, dobbiamo sistemare e sistemeremo quest'estate, non c'è dubbio. Ok.
Posso sulle scuole sì. un attimino solo fare un inciso? Certo. Beh, innanzitutto sulla scuola materna, sulla scuola d'infanzia di San Giacomo è prioritario perché è già da 2 anni che questa storia sta andando avanti e necessita di intervenire immediatamente. Faccio un piccolo riferimento, Federico, se mi permette, sulla questione delle scuole medie di Vittorio Veneto e in relazione al nuovo edificio che verrà costruito dalla provincia della città della Vittoria, praticamente l'Ipsia per intendersi, verrà demolito, come voi sapete, ricostruito con... superiori, allora. Sì, Sì, no, ma adesso l'associo alla questione delle medie anche. Verrà demolito l'edificio con un intervento di 10 milioni di euro. Verrà fatto un nuovo edificio e là dovrebbe trovare locazione, dovrebbero andarci tutti gli studenti dell'Istituto Città della Vittoria, quindi IPSIA, ITIS e l'ITE, che è l'Istituto Tecnico Economico. Purtroppo all'interno di quell'edificio non ci staranno tutti gli studenti, no? Quindi molto probabilmente l'idea della provincia è quella di portare via i ragazzi dell'ITIS da Serravalle e trasferirli in via Vittorio Emanuele. Il problema che pongo io invece è che per quanto mi riguarda la priorità per Vittorio Veneto, per le scuole di Vittorio, è liberare la parte della Cosmo occupata attualmente dall'Istituto Tecnico Economico, quindi dall'ITE, Ragioneria, ex Ragioneria, liberare quegli spazi per dare degli spazi alla scuola media Cosmo, che sappiamo che la scuola media Cosmo ha un numero altissimo di alunni. Purtroppo gli spazi sono veramente ridotti, fanno dei miracoli, è anche molto rinomata come scuola perché arrivano studenti, alunni anche dall'Interland, quindi io chiederei all'amministrazione comunale, ho già fatto anche una richiesta in questo senso, di far sì che si liberassero prioritariamente quegli spazi dell'ITE, di ragioneria, per darli appunto alla scuola media Cosmo. Ok, grazie al consigliere Bagliana. Non posso precisare. Il tempo stringe. Sì, ormai. Vabbè. Sì, no, se vuole in un Ma solamente una battuta. È chiaro che fa sempre la differenza sono i soldi. Sono 9 milioni di euro e con questi soldi accorperemo l'ITIS con l'IPSIA. Però il progetto, mi auguro, e questo abbiamo discusso con la provincia, è già predisposto per un futuro finanziamento per fare un'altra ala per ospitare la ragioneria. Nel frattempo io direi di liberare prima ragioneria per dare... ma perché è una priorità per le scuole, voglio dire. Probabilmente per la ragioneria ci vorranno più soldi. Ma perché portare prima via l'ITIS che può rimanere momentaneamente là e non mi porti via prima la ragioneria, voglio dire. Oppure fai un cambio, mandi la ragioneria su Serravalle e mi liberi gli spazi per la Cosmo. Ma guardate, mi sembra di fare un discorso, un ragionamento logico, sì. Non penso che sia sensato. C'è sempre una logica dietro ogni intervento, però la provincia avrà fatto le proprie valutazioni. Vabbè, e noi come comune faremo altre valutazioni, perché se il comune non fa anche lui le proprie valutazioni sulle proprie scuole, questo voglio dire. Ci mancherebbe altro. Siamo arrivati alla fine. Stiamo già litigando, hai visto? È finito l'idillio è finito ormai. No, ma insomma, anzi, credo che sia molto bello questo confronto anche acceso, se vogliamo. L'atmosfera è un po' più distesa rispetto a quella del Consiglio Comunale, non ci sono i tempi, non ci sono così, e quindi possiamo affrontare, avete visto abbiamo affrontato tantissimi temi. Allora, posso una piccola precisazione, parliamo di provincia perché... Il prossimo programma lo conduce direttamente Fasan. No, parliamo di provincia perché qui potrebbe passare sotto silenzio quello che la provincia sta impegnando a Vittorio Veneto. Allora, sta investendo 9 milioni di euro per l'accorpamento IPSIA-ITIS, sta già pensando di fare la nuova palestra, che poi sarà anche con il contributo del comune che farà gli spazi, sarà un nuovo palazzetto dello sport e investirà altri 3 milioni di euro lì. Poi sta finanziando il secondo stralcio del Flaminio, Marco Antonio Flaminio, sono altri 3 milioni, ma adesso non vorrei dimenticare qualcosa. Sta finanziando la rotonda di Via della Bressana, sta finanziando il marciapiede a Longhere,
Parliamo di 20 milioni qua, Quindi, lo insomma, so, cosa deve darci ancora No, la ma nessuno provincia. chiede in più Sì. soldi, a parte che i soldi della Ma provincia sono i nostri soldi. avranno fatto le loro Assessore, valutazioni. sono i soldi nostri, quelli della provincia, cioè voglio dire sono i soldi della Va bene. collettività, poi che investa più o meno sulla Ringrazierò città. sempre la Ma provincia. certo, ma il discorso che ho fatto io non c'entra nulla con l'investimento, ecco. Sì, ho capito. appunto, Allora, siamo in chiusura. E il postis? no, basta, no. No, mi dispiace perché Eh. sempre in tutti i posti lì c'era idee di progetto e c'era un piazza Ceneda, piazza Giovanni Paolo I, Esatto. ma mi sa che Una abbiamo- battuta? Una battuta. La Una faccio anch'io, battuta. È già stato dato l'incarico a un famoso architetto, Follina. diciamo Tony Fuina, Sì? che sta redigendo un progetto che poi sottoporrà il Consiglio Comunale, gli uffici comunali e vedremo cosa nascerà. Però c'è la volontà. Parliamo di Ceneda proprio velocissimamente, appena è stato presentato nel PNRR un progetto per sistemazione di tutto il Parco Papadopoli e di parte dell'edificio del custode, un impegno di spesa di 1.700.000, speriamo che ci diano quei soldini. Insomma, qualcosa investiamo anche Ceneda, se la Valle fa la parte del leone, come hai visto lì nei postizi, però su 22 milioni di euro, no, ci sono quanti? Una trentina di progetti già finanziati e sono altri una ventina di progetti per altri 30 milioni. Per esempio, ti faccio un esempio, ieri sera è stata presentata la ciclovia dell'amicizia da Fadalto fino a Carpesica. Ma sarà compito nostro portare in Consiglio Comunale per una visione anche del Consiglio, una discussione. Sì. Cioè abbiamo un sacco di cose. Bagliana. Sì, velocemente su Ceneda, anche qui ripongo la questione. Allora, l'amministrazione precedente aveva fatto un progetto della piazza, praticamente stralciato, buttato nel cestino e ripartiamo di nuovo perché non era bello quel progetto secondo questa amministrazione. Ancora qui di nuovo questa situazione che ogni volta che si insedia una nuova amministrazione viene praticamente cestinato quello che era in progetto. Su Ceneda, secondo me, l'amministrazione ha sbagliato l'obiettivo, perché innanzitutto dal nostro punto di vista la richiesta dei finanziamenti, dei famosi 5 milioni di euro, erano da investire su Ceneda e principalmente sulla questione della Villa Papadopoli. Lo so che la giustificazione è che non bastano 5 milioni di euro, però se si inizia... È stato bocciato il progetto di generazione per Ceneda? No, per Ceneda non è mai stato presentato, assessore, sì, quello di Ceneda, mai stato presentato. Avete preferito la Gotti, dove non si sa ancora cosa sarà realizzato, ma però sarà, vabbè. Allora, dico solo che secondo me era prioritario investire questi soldi, cioè cercare di portare a casa questi soldi che sono stati poi portati a casa e investirli sul rilancio di Ceneda come polo culturale, non da ultimo la questione della biblioteca comunale, che voglio ricordare che siamo nel 2022 e una persona con disabilità non può accedere ai piani superiori per prendere in prestito un libro e questo penso che sia... Non lo dico solo a lei, assessore, dico che in 20 anni non si è neanche risolto questa questione della accessibilità alla biblioteca. Guarda che ci stiamo lavorando in questo momento, mi fa piacere, abbiamo rifatto però, la biblioteca. Sì, siamo nel 2022. Allora l'ultima battuta me la concedi, no? Sì, Visto che ci accusano di non aver confermato il progetto della precedente amministrazione, ognuno lo vede come vuole, però a nostro parere errare è umano, perseverare è diabolico. Un progetto di $500.000 non sistemavi niente. Ci vorrà minimo $1,5 milioni ci vorranno almeno per sistemare una piazza. Cosa fai con $500.000? Vabbè, aspetteremo. Beh, mi sta venendo voglia di rifare quello che avevamo fatto un bel po' di anni fa, cioè un viaggio nei quartieri e quartiere per quartiere andare ad analizzare un po' tutte le varie opere. Perché Vengo tutti i giovedì. Insomma, vediamo, daremo una rubrica tutta però solo con la Mirella. Con la Bagliana, ecco. Allora, io ringrazio gli ospiti per essere stati amichevolmente qui nel nostro studio questa sera, quindi un grazie a Mirella Bagliana, consigliere comunale di minoranza lista Rinascita Civica, e grazie a Bruno Fasan, assessore ai lavori pubblici di Vittorio Veneto, per essere stati qui
appunto in studio, è stato bello questo scambio, anche ricco. So che abbiamo parlato di tante cose, forse non abbiamo risposto a tutti, però insomma ci torneremo, magari questi sono dei temi caldi, anche se vogliamo qui per la nostra città, il nostro obiettivo è quello di sviscerarli puntata dopo puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima. Grazie.